Spettatori del web, buon pomeriggio. Un saluto innanzitutto ai nostri affezionati lettori di newsicilia.it, il quotidiano online che è nato il 1° settembre del 2014 e che da subito si è avvicinato al mondo dell'università. Infatti nelle scorse elezioni universitarie del 13 e 14 ottobre del 2014 eravamo presenti con la nostra diretta streaming, una diretta che ci ha dato soddisfazione, ci ha fatto capire che avevamo un seguito che ci viene confermato con la fiducia accordataci non solo dal rettore Pignataro ma da tutta la struttura universitaria, e dunque ringraziamo Giacomo Pignataro ma anche l'ufficio stampa, l'ufficio comunicazioni diretto da Mariano Campo, l'ufficio elettorale registrato da Vincenzo Ligresti, e poi ovviamente ringrazio io in prima persona tutti i colleghi di newsicilia.it che già nella occasione del 2014 ma anche in questa occasione quest'anno sono pronti a dare il loro apporto per darvi quanto più possibilmente in maniera perentoria e ottimale i risultati di questa consultazione. Una consultazione per le universitarie che si è aperta mercoledì scorso, mercoledì 18, si è votato anche ieri, giovedì 19, ieri alle 14 è anche iniziato lo spoglio che si è poi concluso per il Consiglio nazionale universitario, e fra poco vi daremo già i nomi dei più votati, perché questo è un dato definitivo per quel che concerne l'Università di Catania, mentre lo spoglio per tutto il resto degli organi universitari è cominciato stamattina alle 9 e proseguirà ad oltranza fin quando non si avranno appunto tutti i nomi degli eletti e ovviamente le liste che hanno vinto. Ci sono vari organi che vengono rinnovati, non si vota soltanto per l'ERSU, e vi anticipo anche che nel corso della nostra diretta avremo il neo presidente dell'ERSU, che poi è una carica riconfermata, vale a dire Alessandro Cappellani, il professore Cappellani, che ci verrà a trovare e col quale discuteremo appunto delle problematiche principalmente legate a quella che era una volta l'opera universitaria, appunto al servizio riguardante l'ERSU. Qui possiamo parlare invece, come dicevo, di candidati. Si alterneranno nella nostra postazione, a parte quelli che abbiamo già citato come struttura interna dell'università, vale a dire il responsabile dell'ufficio comunicazione stampa Mariano Campo, che fra poco ci raggiungerà, ovviamente è impegnatissimo a raccogliere i dati dello spoglio odierno. Ci raggiungerà Vincenzo Ligresti, come dicevo prima, responsabile dell'ufficio elettorale, ci spiegherà come sono andate le operazioni di spoglio. Al momento ci segnalano che non c'è nessun tipo di problema, ce lo confermerà lui più avanti. E ovviamente si alterneranno anche i candidati uscenti, quelli che hanno ricoperto per un anno e mezzo, poco più, perché le elezioni sono state, ripeto, il 13 e 14 del 2014 e dureranno fino al 31 ottobre di quest'anno. Verranno a dirci loro, i candidati che hanno ricoperto le loro cariche istituzionali nei vari organi di governo universitario, cosa hanno fatto, cosa gli è rimasto come sogno nel cassetto irrealizzabile, e con loro ovviamente ci sarà questa sorta di virtuale passaggio di testimone con invece nuovi candidati. Anche loro verranno ad alternarsi e a illustrarci le soddisfazioni, le gioie per chi è stato eletto, i rancori e i dolori per chi invece non ce l'ha fatta. Tutti comunque verranno qui a dare le loro posizioni, le loro opinioni e il loro pensiero. Al mio fianco l'ho fatta aspettare prima di presentarla, perché è comunque una bella presenza da vedere e quindi non c'era in ogni caso problema a doverla presentare prima. Già la presenza fisica dice tutto, ma poi è una validissima e brava collega, è Vittoria Marletta. Ciao Vittoria. Buonasera direttore, buonasera a coloro che ci stanno seguendo e che anche quest'anno ci hanno scelti. Dopo Benissimo. Un anno e mezzo di nuovo qui ci ritroviamo. Ci ritroviamo qui. Vittoria appunto con questa frase vi ha sottolineato che c'era anche lei lo scorso anno, a ottobre del 2014, quando abbiamo avviato questo tipo di sinergia con l'università, una sinergia che, come ho detto in apertura, ci ha dato parecchia soddisfazione e anche parecchi riconoscimenti, tanto che il rettore Giacomo Pignataro e tutta la struttura universitaria hanno voluto nuovamente che newsicilia.it fosse diciamo l'organo tra virgolette ufficiale in questa tornata, anche in questa tornata elettorale.
E allora, con Vittoria Marletta, innanzitutto ringrazio non solo lei, ma anche Andrea Lo Giudice, che è già presente da diverse ore qui, sta anche lui impegnandosi a raccogliere dati, lo vedremo anche e lo sentiremo, lo vedremo in audio-video tra non molto, perché per adesso sta continuando anche lui a raccogliere dati per darci la possibilità di cominciare a dare i primi numeri e i primi nomi. Ringrazio anche Marco Bua, che si sta occupando della nostra diretta a Twitter. Ringrazio Danilo Castro, il nostro cameraman, che ci sta permettendo attraverso non solo la web TV ma anche la nostra camera digitale poi di poter dare immagini più definite e meglio qualificate per quel che sarà eventualmente la possibilità di proporre interviste o quant'altro nel corso della diretta. Ma ovviamente ringrazio anche il collega Gigi Macchi, il condirettore, che dalla redazione di Catania sta coordinando il lavoro degli altri colleghi che sono in redazione. Ringrazio Giorgia Mosca, l'altra coordinatrice del lavoro giornalistico della nostra redazione, ma insomma con questi ringraziamenti voglio ringraziare tutti e, come diceva Vittoria, ringrazio voi innanzitutto per averci ancora una volta scelti per seguire questa diretta che speriamo, ci auspichiamo, così come fu nella passata circostanza, possa essere proficua, produttiva e soprattutto utile per chi ci segue. Allora, proprio per evitare di dilungarci in chiacchiere, già ne abbiamo fatte abbastanza, cominciamo a dare qualcosa di utile e cominciamo a dire che cosa già possiamo dare di definitivo. Allora, innanzitutto ricordiamo che noi andremo avanti fino al completamento dello spoglio. Questo perché durante tutto il pomeriggio faremo in modo di darvi in tempo reale i risultati parziali, ma per poi giungere a augurare l'in bocca al lupo a coloro i quali saranno poi nominati per coprire nuovamente le rappresentanze studentesche. Allora, intanto, come diceva bene il direttore Regalbuto, ieri pomeriggio intorno alle 14 si è conclusa la possibilità di votare al CMSU. Ecco, proprio lì oggi, anzi pochi minuti fa, sono già usciti i primi risultati, per cui possiamo già dire che per quanto riguarda ovviamente il collegio meridionale, cioè allora Catania appartiene al collegio meridionale che comprende il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, appunto la Sicilia e la Sardegna e la Calabria, e tra questi per Catania Gabriele Monterosso risulta essere in testa. Il candidato della lista Confederazione Studenti è stato il più votato, ha raggiunto 2611 preferenze, seguito poi da Antonio Vigliardita, che ci raggiungerà tra poco, verrà proprio qui al Palazzo Centrale dall'ufficio elettorale dove noi siamo in collegamento. Lui rappresenta l'Università Popolare e ha totalizzato 2219 punti, anzi voti. Subito dopo troviamo Fabrizio Parla per Studenti per le Libertà, che invece ne ha totalizzati 1466, anche lui riuscirà a raggiungerci. Poi ancora Alessio Grancagnolo di Link con 182 e Luca Fiumara per Udu ne ha totalizzati 163. Ecco, prima dicevamo che abbiamo avuto un po' di risultati proprio riguardo a questo tipo di votazione, nel senso che coloro che sono andati ai seggi e che hanno espresso con la loro matita la loro preferenza sono stati circa 7.742 ragazzi sui più di 47.000. Ecco, questo è un dato importante su cui già riflettere, perché io ricordo che il 13 e 14 ottobre del 2014, in occasione della nostra prima esperienza qui all'università con la tornata elettorale, parlammo che c'era stato un buon incremento di affluenza alle urne, perché si partiva da un'affluenza del 20% dell'elezione precedente e lo scorso anno si concluse a poco più del 27%, quindi un incremento del 7% per quanto riguarda le elezioni scorse. Adesso si migliora ancora, perché questi dati che ci ha appena letto Vittoria Marletta e che adesso riconfermerà fanno fare un ulteriore balzo avanti in fatto di affluenza. Infatti con questi dati ci si attesta intorno al 31,7%. 31,7%, quindi dal 27 al 31,7%, quindi altri 4,7 punti percentuali di aumento. Ciò significa che all'Università di Catania la partecipazione decisionale dei ragazzi è sempre più importante, è sempre più sentita, e i ragazzi, gli studenti evidentemente pigliano sempre più coscienza che questo ateneo va gestito anche e principalmente non solo da loro, ma dalle loro idee, dai loro stimoli, dai loro input che possono dare agli altri
organi collegiali. Vittoria, a proposito di organi collegiali, spieghiamo anche, abbiamo già parlato del CNU, cioè del Consiglio Nazionale Universitario, che ha già quindi questi più votati, che ripetiamo, questi sono voti definitivi in fatto di più votati per, diciamo, l'Ateneo di Catania, ma non sono ovviamente gli eletti, perché dovranno rapportarsi con tutte le altre percentuali e votazioni del meridione. Esatto, mi allaccio a queste ultime parole, perché dicendo appunto che la Sicilia appartiene quindi a questa congregazione di atenei meridionali, ovviamente si dovranno confrontare con quelli che sono invece le votazioni che si sono tenute sempre il 18 e il 19 negli altri atenei, per poi giungere ad un risultato finale, in quanto saranno 28 i rappresentanti degli studenti e poi a livello nazionale. A livello nazionale, poi ci sarà un iscritto ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento e poi invece uno studente ai corsi di dottorato di ricerca. Questo proprio sarà la formazione poi del CNSU, quella definitiva, che sicuramente al termine della nostra diretta potremo appunto spiegarvi. Fermiamoci un attimo prima di andare anche agli altri organi, sempre sul Consiglio Nazionale Universitario. Questi 28 che andranno a rappresentare un po' tutti gli atenei italiani, che funzione avranno e soprattutto come potranno influire a livello nazionale? Allora, loro avranno lo scopo di farsi portavoce chiaramente di tutto quello che è, di tutte quelle che sono le istanze e le necessità dei loro atenei, nel senso che ci sarà appunto sono una sorta di tramite degli studenti dei vari atenei con il MIUR, che è appunto il Ministero dell'Istruzione, e lì potranno finalmente avere voce in capitolo, nel senso che quello che lamentano spesso gli studenti è che determinate decisioni vengono prese e che loro poi le devono subire come un diktat. Ecco, sicuramente questa elezione è stata vissuta con particolare importanza e anche partecipazione, probabilmente per questo motivo, perché i ragazzi hanno capito che proprio in questo momento era giusto farsi sentire, nel senso che poi determinate decisioni, quelle più importanti, quelle prese in ambito nazionale, ecco lì avrebbero potuto dire la loro. E questo è importante perché ci viene dal dato che dicevamo prima, cioè questo aumento di percentuale nell'affluenza, che fa capire, come dicevo prima, che i ragazzi non solo vogliono essere più partecipi, ma addirittura vanno controcorrente in un mondo in cui si parla tanto di disaffezione verso qualunque forma di politica, qualunque forma di elezione, qualunque forma di seggio o di urna. Per cui evidentemente l'università, che invece in controtendenza con tutte le altre forme di elettorato che ci sono, evidentemente all'università c'è questa voglia di voler partecipare all'interno dell'Ateneo. All'interno dell'Ateneo, allora, entriamo nell'Ateneo di Catania e all'interno di queste elezioni. Abbiamo parlato quindi del Consiglio Nazionale Universitario. Quali sono gli altri organi per cui si è votato ieri e l'altro ieri? Allora, si è votato innanzitutto per il rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali, per cui parliamo accademico, di consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione e poi il CUS, il centro sportivo. Oltre a questo, i ragazzi hanno avuto modo anche di ottenere delle nuove rappresentanze ai corsi di laurea e poi invece anche nei consigli di dipartimento. Ecco, questo è il quadro complessivo. Entriamo nell'analitico, cominciamo. Il Senato accademico. Allora, per il Senato accademico saranno nuovamente 6 rappresentanti e peraltro qui va dato anche un dettaglio, nel senso che il mandato degli uscenti scadrà ad ottobre, per cui ci saranno questi mesi in cui riusciranno probabilmente a collaborare, in cui i nuovi riusciranno a prendere anche coscienza con quello che è il nuovo ruolo, per anche capire esattamente come si dovranno rapportare non soltanto con il presidente del Senato accademico, che è il rettore, in questo caso il magnifico rettore Giacomo Pignataro, ma poi anche con le rappresentanze proprio del mondo accademico e poi anche del personale tecnico amministrativo. È un lavoro complicato, abbiamo intervistato durante la settimana, sicuramente coloro i quali si sintonizzano con il nostro sito quotidianamente avranno avuto modo di leggere. In sostanza i ragazzi hanno detto è un impegno importante, non soltanto perché ovviamente dobbiamo dividerci tra lo studio e quelli che sono anche i nostri impegni personali, ma anche perché è giusto riuscire a trovare un registro linguistico adatto per poter fare sentire la nostra voce anche poi negli organi più importanti, insomma. E tra l'altro molti mi facevano notare che in realtà hanno cercato sempre, parlo dei senatori uscenti chiaramente, hanno cercato sempre di arrivare alle sedute del Senato avendo diciamo ormai dei punti di vista comuni, in modo tale lavoravano prima, cercavano quindi di arrivare poi di fronte al rettore e anche di fronte ai professori, tutti facendo un unico fronte con delle decisioni comuni.
Altro organo. Altro organo abbiamo il Consiglio di amministrazione, si voteranno per 2 rappresentanti e poi così anche per il nucleo di valutazione e poi anche per il CUS. E allora, io direi che è il caso di provare anche a capire se il capo ufficio stampa Mariano Campo è nelle condizioni di poterci raggiungere. Lo dicevamo all'inizio della nostra diretta streaming, ovviamente sta coordinando e lavorando per raccogliere dati quanto più in fretta possibile e anche per dare a noi la possibilità di poterli raccogliere, leggere e trasferirveli in tempo reale. Io mi allaccio anche a quello che diceva poc'anzi Vittoria Marletta. Noi è da più di una settimana che quotidianamente trattiamo il tema di queste elezioni universitarie. Lo abbiamo fatto appunto giorno dopo giorno, spiegando quali sono i vari organi che venivano eletti, spiegando le funzioni degli organi, intervistando i rappresentanti delle varie liste, insomma anticipando quello che è il compito e il lavoro che faremo oggi nel corso di questa nostra diretta streaming, perché qui, come dicevamo in apertura, si susseguiranno tutti i candidati uscenti, coloro che invece ce l'hanno fatta e quelli che non ce l'hanno fatta. In qualche modo cercheremo di capire sia dagli uni che dagli altri, dai primi quali sono i programmi, dagli altri quali possono essere invece i suggerimenti. Io farei riposare per un attimo Vittoria Marletta e la farei andare a raggiungere Andrea Lo Giudice per raccogliere anche lei ulteriori dati, perché vedo nel frattempo che ci ha raggiunti Mariano Campo, che invito qui in postazione, è il responsabile dell'ufficio comunicazione e stampa della Università di Catania. Ciao Mariano, grazie. Buonasera. Ci ritroviamo dopo poco più di 1 anno e mezzo. Abbiamo detto in apertura della nostra diretta che il 13 e 14 ottobre del 2014 si è votato per gli organi, un po' come si sta facendo oggi. In più c'era allora anche la votazione per l'ERSU, che in questa circostanza non c'è. E noi il 15 ottobre, a poco più di 1 mese e mezzo esatto dalla nostra prima uscita, dal nostro primo vagito online, abbiamo fatto questa esperienza che ha dato grande soddisfazione a noi, perché è stata molto seguita, ma ritengo anche all'Ateneo, all'Università di Catania, perché e di questo ti ringrazio e vi ringrazio, perché ci avete ridato fiducia. Quindi intanto grazie per questa rinnovata collaborazione. Per carità, siamo noi che vi ringraziamo, perché attraverso il vostro lavoro, il vostro servizio, in questo momento state facendo un servizio, ci aiutate a entrare in contatto sempre di più con quelli che sono, con quella che è la grande platea dei nostri utenti di riferimento, cioè gli studenti universitari, in un momento importante per la vita democratica dell'Ateneo, quali sono le elezioni delle rappresentanze studentesche, quindi partecipazione, democrazia, ma soprattutto anche comunicazione, cioè evitare, come avveniva in passato, che si stesse per giorni senza sapere cosa in realtà era successo, quindi seguendo il lavoro dell'ufficio elettorale, ma potendo vivere direttamente in prima persona, attraverso anche le nuove tecnologie, questo momento particolare che è lo spoglio, insomma, che è sempre portatore di fermento e di interesse. Ecco, c'è grande lavoro, non vogliamo dirlo per autocelebrarci, ma ovviamente c'è grande lavoro e grande sforzo dietro una diretta streaming come questa, ma soprattutto c'è un grande lavoro dal punto di vista della comunicazione e soprattutto dal punto di vista dell'ufficio elettorale. Poi avremo più tardi qui Vincenzo Ligresti, che è il coordinatore dell'ufficio elettorale, che ci spiegherà come sono andate le operazioni di spoglio, ma tu, in quanto responsabile della comunicazione, puoi già dare l'input ufficiale che tutto si è svolto senza nessun tipo di problema e che insomma tutto sta filando liscio. Fila liscio, con i soliti problemi che ci sono in queste occasioni, è inevitabile. A maggior ragione perché quest'anno, immagino l'abbiate già anticipato, c'è stata una grandissima affluenza. Sì, infatti una delle cose che abbiamo notato, scusami se ti interrompo, di questo magari ne parliamo subito dopo, è la crescente affluenza alle urne. Siamo passati dal 20 delle penultime elezioni al 27 dell'ultima elezione, al 31,7 di queste, per cui insomma c'è veramente voglia di partecipare. È sicuramente un picco storico, ecco, negli ultimi 20 anni o quella con l'elevata affluenza o comunque tra le tornate elettorali con l'affluenza più elevata in assoluto. Beh, sicuramente può essere interpretata come una maggiore voglia di partecipazione. In realtà, se guardiamo il dato assoluto, uno studente su 3 va a votare può sembrare un dato basso rispetto a
percentuali, non so, delle elezioni politiche o delle elezioni amministrative. Però beh, non è che le elezioni politiche e amministrative ultimamente quelle hanno un trend in affluenze. calo, però Dicevo proprio questo, che sono scese sotto le universitarie il sono in 60%. controtendenza, cioè mentre tutte le altre consultazioni vanno in deflessione, le universitarie invece crescono. Sicuramente vi è una maggiore consapevolezza di poter incidere sul proprio, oltre che diciamo nella fase direzionale della vita dell'Ateneo, anche sul proprio destino didattico attraverso i consigli di dipartimento, attraverso i consigli di corso di studio, che hanno una ricaduta immediata su quella che è la carriera e la vita dello studente, oltre che chiaramente nelle politiche di governo dell'Ateneo attraverso gli ordini superiori. Quindi può darsi che sia una rinnovata voglia di partecipazione, anche perché vi è questo grande traino. Noi ce l'auguriamo, perché chiaramente tutti i momenti di incontro, di partecipazione, non possono che fare bene alla vita dell'Ateneo. Questo può anche essere una sorta di trampolino per coloro che poi vorranno fare la politica a tutti gli effetti, quindi forse questo fa anche un po' sperare che finalmente si possono anche trovare delle figure, dei ragazzi, della gioventù pronta a volersi scommettere sul sociale e sul politico. L'università per sua natura... E la palestra, anche di questo. L'università per sua natura, noi ci atteniamo a questo giudizio. L'università per sua natura è un'istituzione che deve pensare alla formazione e alla crescita dei giovani. Questa è una delle missioni principali, oltre che la ricerca, l'assistenza, crescita culturale, crescita scientifica, crescita professionale. Non è tenuta ovviamente l'università ad assicurare la crescita politica, però chiaramente nella crescita culturale e civile dei cittadini del domani, dei professionisti, non uso il termine della classe dirigente del domani che è molto abusato, però dei cittadini di domani sicuramente vi è anche il momento della partecipazione e della rappresentanza. Può darsi intere generazioni di politici siciliani e italiani si sono formati nelle aule dell'università, negli ordini dell'università. Quindi vi è una tradizione anche a Catania. Però diciamo, non è questo l'aspetto che al momento sicuramente ci interessa la partecipazione dei ragazzi al mondo, perché crea universitario. un rapporto sempre più stretto tra lo studente, che è il vero e che deve essere il vero protagonista dell'università, e chi ha la missione istituzionale di governare l'università, soprattutto pensando agli studenti. Ecco, se i momenti di incontro aumentano in termini di comunicazione, in termini di partecipazione, noi non possiamo che esserne contenti. Mariano, tu in quanto responsabile dell'ufficio comunicazione e stampa dell'Ateneo, ovviamente sei la voce istituzionale dell'Università di Catania, ma per tua professionalità e per come ti conosco personalmente, so che sei anche molto vicino agli studenti e raccogli anche quelle che sono, bene o male, le loro, non dico istanze, ma quantomeno i loro sentori, i loro a volte malumori, i loro incitamenti, i loro stimoli. Ecco, ultimamente, in questo ultimo anno e mezzo, dalla scorsa elezione a quella di ieri e l'altro ieri, cosa hai notato di differenza nell'approccio dei ragazzi rispetto non solo alle elezioni, ma anche in generale al mondo universitario? Allora, premetto che il ruolo di responsabile dell'ufficio comunicazione e stampa mi assegna la responsabilità non tanto di comunicare verso un pubblico indifferenziato, quanto di cercare in prima battuta, come dicevo prima, occasioni di comunicazione bidirezionale fra l'istituzione e i suoi primi referenti, che sono gli studenti. Poi chiaramente ci sono i pubblici della comunità accademica stessa, intesa come docenti e personale, la società, le altre istituzioni, il tessuto imprenditoriale, sono tutti dei pubblici dell'ente università, ma sicuramente in prima battuta sono gli studenti, che non sono facili da intercettare, perché gli studenti, i giovani, leggono sempre meno i media tradizionali, guardano poco anche la televisione, secondo le ultime rilevazioni. Vanno intercettati, tra virgolette, per riuscire a creare questo canale di comunicazione bidirezionale attraverso tutte le varie opportunità che ci offre la tecnologia, il web, i social e così via. Quindi il nostro compito non è assolutamente facile, non si esaurisce nell'emettere un comunicato, ma si esaurisce nel trasmettere dei messaggi attraverso i canali più opportuni per raggiungere tutti i pubblici. Cioè fare in modo di centrare l'obiettivo, essere assolutamente efficaci. È come se ci affacciassimo dal balcone in una piazza bella, per esempio come Piazza Università,
e cominciassimo a urlare. A parlare al vento. Chiaramente 2 o 3 persone ci daranno retta, ma le altre non sono interessate. Certo. Invece noi dobbiamo riuscire a comunicare con i nostri utenti, tra virgolette, posso azzardare anche dire i nostri datori di lavoro, perché alla fine sono gli studenti. L'università esiste per gli studenti, altrimenti non avrebbe senso. Detto questo, proprio attraverso i social, proprio attraverso i canali del web, noi cominciamo ad avere un maggiore riscontro delle istanze degli studenti, perché chiaramente diventa più facile lamentarsi, ma diventa anche più facile indirizzare delle segnalazioni mirate, e stiamo cercando di potenziare attraverso questi canali una sorta di sportello virtuale attraverso il quale raccogliere le segnalazioni, specie quelle costruttive, intelligenti, documentate, mirate, per poi attivare tutta una serie di procedure attraverso gli altri uffici competenti e magari cercare di risolvere i problemi, cercare di rispondere a queste segnalazioni. Sicuramente i media, anche quelli digitali, ci danno una mano quando anche loro si pongono con un atteggiamento costruttivo, con un atteggiamento propositivo, e non semplicemente cercare l'audience per fare polemica fine a se stesso, per lanciare la pietra dello scandalo, ma ci aiutano in questo modo a costruire un rapporto proficuo e virtuoso di comunicazione con gli studenti, che deve sicuramente costituire il nostro obiettivo costantemente in progress, perché la comunicazione oggi è questo. Fra 10 anni non sappiamo come sarà, quindi dovremo farci trovare pronti. E io proprio questo ti volevo chiedere in qualità appunto di responsabile dell'ufficio comunicazione stampa, ma soprattutto in qualità di collega giornalista, quindi con tanti anni di esperienza. È cambiato il modo di comunicare, è cambiato il modo di raggiungere il proprio lettore, l'utenza, lo spettatore, chiamiamolo come vogliamo, diciamo il fruitore finale dell'informazione. Come ogni cosa nella vita c'è sempre il rovescio della medaglia. Se la tecnologia, il web, il digitale ci ha dato la possibilità di avere una forma di comunicazione più immediata, più libera, eccetera, c'è da dire, lo diceva recentemente scomparso Umberto Eco, che internet però spesso ha dato voce agli idioti. Ecco, da questo punto di vista, tu come responsabile dell'ufficio stampa, in una marea di informazione, in una rete assolutamente incontrollabile, hai la percezione che ci si debba in qualche modo preoccupare non del vostro operato, ma, come dicevi tu, degli idioti o degli, tra virgolette, estorsori che in qualche modo vogliono fare sensazionalismo o altro, a volte peggio ancora, pur di raggiungere degli obiettivi non sempre manco leciti? Muoversi nel mare magnum della comunicazione, che è ancora più magnum vista diciamo anche la diffusione delle nuove tecnologie e l'apertura di nuove voci di informazione, richiede comunque attenzione, professionalità e rispetto di quelle che a tutt'oggi rimangono le regole deontologiche della professione giornalistica. Allora, scrivere su un social network non è fare giornalismo futuro, o semplicemente... Ma bisogna ricordare a molti colleghi che anche scrivere sul social fa parte della propria deontologia professionale. Questo è importante ricordare. Però scrivere su un social network, dare una notizia su un social network, non vuol dire fare informazione, vuol dire semplicemente condividere, mettere informare in qualche modo i propri contatti, delle proprie, eventualmente dando anche notizie, ma la professionalità giornalistica che mi appartiene, che vi appartiene, e in base alla quale noi poi facciamo questo lavoro, sia nei media sia all'interno degli uffici stampa istituzionali, presuppone che comunque le informazioni vadano verificate, vadano controllate, vadano scritte in maniera efficace, chiara, comprensibile, comprensiva, e soprattutto che vi sia un'onestà deontologica che ti porta anche eventualmente... Poca faziosità, diciamo, se non totalmente. Poi nessuno è mai sempre obiettivo di parte, però sicuramente in ogni caso vanno sempre sentite le controparti, vanno chiesti chiarimenti, vanno fatte le domande, anche quelle scomode, però vi è un modo di procedere nella professione giornalistica che ci deriva dai padri di questa professione, che va rispettato. Ci sono tantissimi esempi in Italia. Estendiamo il discorso, non parliamo di Catania, non parliamo di università, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi esempi in Italia dai quali si può solo imparare. Ci sono tanti esempi che chiaramente come in ogni professione ognuno di noi può giudicare liberamente, e che
magari insomma è libero di prendere a modello e di rifiutare. Mariano, io intanto ti ringrazio perché so che ti abbiamo rubato un lavoro intensissimo che stai portando avanti nelle altre stanze per raccogliere i dati. Ti prego, come avete fatto l'anno scorso con assoluta efficienza, di farci pervenire quanto prima possibile. Credo che tu già hai portato dei dati che adesso leggerà magari Vittoria Marletta. Solo un'ultima battuta, perché vorrei che tu dessi anche il saluto ai nostri lettori e in questo caso ai nostri spettatori del web, anche a nome del magnifico rettore Giacomo Pignataro, che ci aveva assicurato, l'anno scorso è stato più volte con noi nel corso della diretta, ci aveva assicurato che sarebbe stato con noi anche quest'anno, ma è dovuto scappare fuori Catania, non so per quali impegni istituzionali. Impegni fuori sede, comunque diciamo, era già molto contento della proposta che avete fatto di realizzare quest'altra diretta sui risultati. Credo proprio che se riuscirà a rientrare in tempo in città passerà volentieri a dare un saluto. Noi ci speriamo e comunque sicuramente domani magari troveremo il modo di poterlo intervistare e proporre poi anche un'intervista con lui a conclusione. In ogni caso non spetta a me dare il saluto del rettore. No, ma ovviamente nel mio ruolo, però sicuramente nel ruolo auguro a tutti i vostri spettatori di poter assistere comunque a questo servizio, di poter usufruire di questo servizio in maniera efficace e anche gratuita. Benissimo, Mariano Campo, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro e alterniamo, grazie Mariano, alterniamo nella postazione Mariano Campo con Vittoria Marletta che torna per leggerci già i primi dati, mentre cominciano anche ad arrivare, credo, ospiti che dovremmo nel corso del pomeriggio, così come avevamo anticipato, intervistare. Vuoi già dire che abbiamo pronto fra poco da sentire? Sì, ci ha appena raggiunto Alberto Conti, lo station manager di Radio Zamù, la radio dell'Università di Catania. Peraltro da poco si sono trasferiti da via Umberto, qui, piazza Università, al Palazzo San Giuliano, proprio davanti al Palazzo Centrale. Peraltro Radio Zamù, dove trasmette anche Vittoria Marletta, facciamo un po' di pubblicità anche a Vittoria e Radio Zamù. Ci sono anch'io, no? Sì, in realtà non è tanto per pubblicità quanto semplicemente per informare riguardo anche ai progetti futuri che la radio ha, e devo dire che sono tanti. Peraltro per adesso stanno facendo nuovamente i bagagli per partire per il Festival delle Radio Universitarie, al quale si spera invece di ottenere qualche successo, ma insomma non anticipiamo ce lo dirà appunto il tuo gradito, il nostro gradito ospite. Intanto cominciamo a dare subito qualche nome, qualche numero di lista, allora, sì, perché sono curioso, e poi io lascio la postazione al tuo ospite, così andate avanti insieme. Sì, allora dicevamo che quest'anno, appunto, voi l'avete ribadito anche in compagnia di Mariano Campo, il fatto che effettivamente quest'anno è aumentata l'affluenza alle urne, e poi ovviamente lo si può vedere proprio dai voti che le varie liste hanno ottenuto. Parliamo di Senato accademico per adesso, e quindi che è il primo spoglio che ovviamente si fa, tolto quello che abbiamo detto già concluso del Consiglio Nazionale Universitario, che si è aperto ieri, lo ripetiamo per chi si sta mettendo in visione e in ascolto soltanto adesso. Lo spoglio del CNU è iniziato ieri alle 14 e si è già concluso. Abbiamo già dato i nomi dei più votati. Tra poco Vittoria Marletta li ribadirà nuovamente. Adesso si è cominciato da stamattina alle 9 il nuovo spoglio per gli altri organi, e si sta cominciando appunto col Senato accademico. Quindi prime cifre da Senato accademico. Allora, innanzitutto schematicamente diciamo che per il Senato accademico sono state 9 le liste che si sono presentate, per cui UDO, Unione degli Universitari, la lista Arché, la lista Actea, poi la finestra si cambia insieme appunto, poi Università Popolare, Azione Universitaria insieme con Controcampus, Libertas, Liberi e Forti, la lista Noi e poi Arcadia Amiche, che erano insieme. Allora è facile notare da questi numeri che pare che al momento in testa ci sia la lista numero 4, PD La Finestra si cambia, perché ha totalizzato 735 voti nel complesso, e insomma in testa pare ci sia Barbara Pegnisi, sempre proprio per questa lista, avendo totalizzato 370 voti. Diciamo che siamo ancora a poco meno di un terzo dello spoglio, perché i seggi scrutinati sono 10 su 34.
Vabbè, poi ovviamente insomma si andrà avanti, andremo avanti, l'abbiamo detto anche all'inizio della diretta, siamo qui in collegamento con voi dalle 15 fino a completamento dello spoglio, non si sa adesso quando terminerà, l'anno scorso abbiamo terminato intorno alle 10 di 22:30, sì, 22:30. Ecco, perché ovviamente vi forniamo i dati in tempo reale, chiaramente parziali durante tutto il pomeriggio, per poi giungere ad augurare il benvenuto a coloro i quali verranno eletti. Dicevo quindi che al momento sembra essere in testa la lista PD, la finestra si cambia, questa congregazione seguita poi da Università Popolare, una lista che ha raggiunto 645 voti, e al momento in testa ci sarebbe Calogero Damiano Santi Cerami, insomma un sacco di nomi, vediamo, probabilmente ci raggiungerà anche lui. Lui ha guadagnato 250 punti, anzi voti. Dopo di questo ovviamente insomma vedremo insomma come si evolverà la situazione. Al momento le schede nulle sono 132, invece quelle bianche 208. Va bene, allora questi sono i primi dati. Io adesso lascio la postazione al nostro primo ospite, ma come detto nel corso della nostra diretta streaming, da ora fino allo spoglio completato di tutti gli organi da rieleggere, andremo ad oltranza e si alterneranno diversi ospiti. Tra l'altro vi anticipo che dopo questo primo ospite daremo, se possibile, se è già arrivato, qualche aggiornamento sullo spoglio del Senato accademico, ma ci sarà anche qualche altro ospite che voleva venire a fare politica all'Università di Catania, vi spiegheremo poi di cosa si tratta. Intanto Vittoria Marletta. Sì, allora, quindi dicevamo prima che ci avrebbe raggiunto a questo punto Alberto Conti, questo perché? Perché durante questa diretta faremo in modo di approfondire tutto quello che è il panorama accademico, quindi si parte, ecco lui sta entrando proprio qui, si siederà vicino a me, buonasera Alberto. Ciao, Alberto Conti dicevamo, spiegavo che la diretta consiste anche in un approfondimento su tutto quello che è il panorama accademico, quindi non parleremo soltanto di Radio Zamu, partiamo da questa in quanto la radio degli studenti attraverso cui loro fanno sentire anche la loro voce, ma parleremo anche dell'Erba Movies, la rassegna cinematografica di film in lingua originale, e poi daremo voce ai ragazzi, agli studenti, proprio a quelli che ovviamente sono i protagonisti indiscussi della nostra diretta. Per esempio verranno coloro i quali hanno quest'anno alzato un polverone di polemica riguardo ai parcheggiatori abusivi proprio nella zona antistante il monastero dei Benedettini, e poi ci sarà anche chi ci spiegherà tutto riguardo alle polemiche, ma soprattutto alla possibilità di creare dei nuovi abbonamenti per quei ragazzi che vanno ogni giorno quotidianamente alla cittadella universitaria e che si trovano un po' in difficoltà con il pagamento delle strisce blu. Questo e tanto altro avverrà durante la diretta, come dicevo, ma adesso credo proprio che sia arrivato il momento di fare intervenire il collega Andrea Lo Giudice, che a questo punto farà in modo di intervenire e di far spiegare ad Alberto quali sono i progetti futuri della nostra radio. Dico nostra perché ovviamente è quella di tutto l'Ateneo. Andrea, prego, puoi venire tu. Lascio a voi, in bocca al lupo. Grazie. Perfetto, allora ringrazio Vittoria, abbiamo detto Alberto Conti, con noi insomma lo station manager di Radio Zamu. Già Vittoria ha fatto una grande digressione su questo, però entriamo nel dettaglio. Come detto, l'università non è soltanto studio, è anche applicarsi in qualcosa di interessante, un mezzo che negli ultimi anni forse ha perso un po' di appeal, però è cresciuto negli anni, quindi cominciamo a conoscere bene il progetto di Radio Zamu. Come nasce? Allora, dicevi bene, in effetti non è solo studio, ma è anche mettere in pratica alcuni insegnamenti, insomma la teoria, metterla in pratica. E Radio Zamu è nata proprio così, come un laboratorio all'interno della facoltà di lingue e in particolare dei corsi di scienze della comunicazione internazionale, da qui appunto l'idea di mettere in pratica tutto quello che si impara all'università per il discorso comunicazione, anche con un laboratorio. Nasce come un laboratorio, classici laboratori appunto che danno dei crediti, ma poi una volta acquistate le attrezzature, qualche microfono, qualche computer, perché sprecare questi... La passione cresce? No, a parte noi diciamo, nasce perché sprecare queste attrezzature comprate, mettiamo su una vera e propria radio. Per questo tra aprile e maggio del 2005 inizia questa avventura di Radio Zamu, nasce in maniera proprio elementare, no? Un tavolo, 2 computer, 2 microfoni, proprio l'essenziale per fare radio, un gruppo di studenti. Allora ero anche io studente, abbiamo iniziato a organizzare un primo palinsesto, poi programmi che andavano in onda, poi anche in replica, per testare un po' se in effetti era possibile fare una radio all'interno dell'università,
in quel caso della facoltà di lingue. L'esperienza non ha dato un fine, la facoltà di lingue poi ha investito per creare dei primi studi, cioè un'aula, allora mitica aula 24 del monastero dei Benedettini, fu divisa dove condividevamo anche con la redazione di Step One. Ecco, quell'aula è diventata un vero e proprio polo della comunicazione universitaria. All'interno c'era Step One e poi c'era una piccola divisione con 2 piccolissimi studi all'interno del quale abbiamo iniziato a fare radio. Lì poi tra i lavori e la messa a punto delle questioni tecniche abbiamo ricominciato poi a febbraio-marzo del 2006 e da lì insomma, più o meno non ci siamo mai fermati, a parte qualche... In un certo senso mese. potremmo definirti il padre di questa radio, uno dei padri di questa Sì, radio, per come l'hai vista crescere. Ecco, l'hai vista crescere bene, ha avuto un grande sviluppo, una grande crescita, oggi tante persone la seguono, tante persone ambiscono a fare qualcosa proprio per appassionarsi e entrare in questo mondo. Una crescita così grande, soprattutto la voglia di stare vicino agli studenti, tanto che insomma ci si è spostati nuovamente nella sede centrale. Esatto, perché dopo, come dicevi, spieghiamo un po' ai vostri lettori come è andata, anche perché ancora qualcuno dice non eravate al monastero dei Benedettini, no, le cose sono cambiate tante volte, esatto. Dall'aula 24 poi per ragioni diciamo di sicurezza, questo è quello che dicevano, siamo spostati in via Umberto, dove l'università aveva affittato dei locali per creare un altro polo della comunicazione insieme alla Web TV d'Ateneo, che era proprio nata a cavallo tra il 2011 tra il 2010 e il 2011 nasceva la Web TV e si è spostato tutto lì. Spazi molto grandi, versatili, ma il problema è che erano lontani. Per sentirsi a casa, come sì, molto lontani dalla comunità studentesca, quindi per chi non seguiva in maniera assidua Radio Zammu era difficile accorgersi della presenza della radio. Quindi nel corso degli anni poi si è lavorato per riportare la radio vicino agli studenti ed è quello che è avvenuto proprio una decina di giorni fa. Siamo spostati da via Umberto, siamo arrivati a Piazza Università, Palazzo San Giuliano per la precisione, siamo di piano terra nel cortile, visibili da tutti e visitabili da tutti. Ecco, anche per esempio per raccontarti una cosa, proprio ieri, col fatto di essere vicini alla città, non solo agli studenti, durante una diretta sono avvicinate delle persone, come c'erano una quindicina di persone dietro il vetro che guardavano la diretta mentre si svolgeva, quindi qualcuno dei nostri speaker è un po' imbarazzato, abituati alla radio a essere da soli, avere un pubblico per alcuni non è facile, però insomma dovranno farci l'abitudine. Però questa diciamo che è anche una piccola soddisfazione che ci si può togliere con una radio che ha tanti progetti in cantiere, già messi in atto, e soprattutto la soddisfazione è arrivata anche dal Festival delle Radio Universitarie a cui avete partecipato tante volte, insomma, e là sicuramente avete avuto modo di mostrare la vostra affermazione e di poter crescere ulteriormente. Esatto, il Festival delle Radio Universitarie è nato nel 2007, si è svolta la prima edizione a Padova, e dalla fine della prima edizione abbiamo sempre partecipato con una nostra delegazione, a volte sono state delegazioni folte, a volte meno folte, ma la nostra presenza c'è stata sempre al Festival delle Radio Universitarie. È un contesto che ci è sempre piaciuto molto, tant'è che la seconda edizione abbiamo deciso di organizzarla proprio a Catania, quella del 2008, la seconda edizione del Festival delle Radio Universitarie si è svolto a Catania e insomma, a detta di molti è anche un'edizione che ricordano ancora, perché è stata davvero bella. Ricordo ancora quei giorni dove insomma, tutti gli studenti amanti della radio da tutte le università d'Italia si sono ritrovati qua a Catania nello spazio meraviglioso del monastero dei Benedettini, con 3 giorni veramente intensi e indimenticabili, soprattutto per noi che organizzavamo e che eravamo esausti alla fine. Quindi si è svolto, abbiamo ottenuto sempre anche discreti successi. Devo dire che ci siamo sempre distinti, abbiamo vinto anche dei contest per la miglior voce, per il miglior format, anche più volte. E adesso dal 2 al 5 giugno saremo a Napoli per l'edizione 2016 del Festival delle Radio Universitarie. Anche lì
mettiamo in concorso con un nostro programma, un nostro format, e anche alcuni dei nostri speaker si candidano come miglior voce. Beh, mi permetterei di aggiungere a questo punto che non è più una semplice palestra, ma è proprio qualcosa che può regalare tante emozioni, tante soddisfazioni, proprio come orgoglio personale, ma anche a livello di Ateneo. Sì, diciamo, questo sicuramente è, oltre alle soddisfazioni personali, anche un campo dove è possibile fare anche un confronto con altre realtà, con altri modi di vedere la radio, di vedere anche l'università, perché ci sono università sviluppate come grandi campus, come ad esempio quella di Salerno, in cui sono stati qualche anno fa, che era un campus meraviglioso, c'è un modo diverso di vivere l'università, quasi come una piccola città universitaria. Questa cosa che a Catania c'è un po' meno, perché sono dislocate in vari punti della città. Però è anche un bel modo, perché poi comunque spesso ci ritroviamo anche con persone che già abbiamo conosciuto gli altri anni, ed è un momento non solo di per mettersi in mostra, senza ovviamente presunzione, per far vedere quello che facciamo, ma anche per divertirsi. Ecco, mi riallaccio a questo discorso del mettersi un po' in mostra, no? Un po' in mostra, però quando ci sono quando c'è la qualità, ci sono le idee, effettivamente si va avanti. Fra queste idee, per rimanere poi nella territorialità, insomma, ultimamente un vostro format legato ai terremoti ha avuto grande successo, è stato apprezzato da molti. Parlacene un po', raccontaci qualcosa, allora, lo spero orientale. Sì. Il format si chiama Terremoti il giorno prima. Già dal titolo si capisce qual è stato l'obiettivo di questo format, ovvero quello della prevenzione. Il format è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Iniziative e Studi di Prevenzione Antisismica Giovanni Campo, e è sviluppato in 6 puntate, le abbiamo chiamate appunto pillole di prevenzione, in cui in queste 6 puntate, che in realtà sono 5 puntate più uno speciale, abbiamo sviluppato tutti i temi della prevenzione, che possono essere quello di innanzitutto conoscere i terremoti, cosa si intende per terremoto, seconda cosa capire quali sono le buone pratiche per costruire edifici antisismici, terza cosa anche per cosa fare in caso di terremoto, come anche organizzare la casa, con le vie di fuga, insomma. Abbiamo cercato di affrontare tutti i temi possibili della prevenzione, perché il falso mito che è possibile prevedere i terremoti è già stato sfatato da tanti anni, quindi è impossibile prevedere i terremoti. L'unica cosa che si può fare è solo essere pronti, essere preparati, fare tanta prevenzione, e questo è quello che abbiamo voluto sviluppare. Tra l'altro in ogni puntata abbiamo anche realizzato delle schede per raccontare alcuni dei terremoti che sono diventati tristemente memorabili per la loro intensità e la loro forza distruttiva. Quindi ogni puntata era caratterizzata da questa scheda, anche un buon modo per ricordare cosa può fare un terremoto, quali danni può causare, quindi per sottolineare ancora una volta quanto è importante la prevenzione. C'è stato anche un momento molto toccante all'interno di questo format, perché la puntata speciale è stata proprio dedicata all'ultimo terremoto in ordine di tempo per gravità, quello dell'Aquila, e abbiamo avuto la possibilità di parlare anche con alcuni parenti delle vittime che hanno raccontato quello che è successo. Insomma, è stata una puntata quella molto forte, però c'è bisogno anche di affrontare temi di questo tipo. Se non lo facciamo noi all'interno dell'università, chi lo dovrebbe fare? Ecco, per concludere, una piccola idea per il futuro, insomma, una radio, come detto, appunto, che cresce, si rinnova, collaborazione anche con radio a livello nazionale, conosciamo il progetto con M2O, insomma, c'è tanto, quella prospettiva in chiave. Sì, la collaborazione appunto, con M2O continua, è nata proprio in uno dei festival universitari qualche anno fa e continua, quindi siamo molto felici perché dà la possibilità di rapportarsi anche con una realtà nazionale come quella di M2O, tra l'altro una radio molto vicina anche a un pubblico più giovane, che più o meno corrisponde anche al nostro, anche se con un'impostazione diversa, perché noi in quanto radio universitaria abbiamo altre esigenze. Magari il target è uguale, però immaginiamo che lo studente possa amare, divertirsi, ascoltare un certo tipo di musica, ma anche riflettere su alcune tematiche, sempre anche senza essere per forza seriosi. Ad esempio un progetto che stiamo sviluppando proprio in questi giorni, a cui teniamo moltissimo, si chiama Intersezioni Africane, ed è un format
è nato in collaborazione con Cosmica, che è un centro dedicato appunto agli studi sull'Africa e sul Medio Oriente all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche, e in collaborazione anche con l'associazione Isola qua Sud, che lavora con i migranti. Insomma, l'università dimostra di essere anche un occhio di riguardo per l'integrazione. Esatto, qui abbiamo voluto raccontare sostanzialmente l'Africa non da un punto di vista occidentale, ma da un punto di vista proprio degli africani, sia con news prese da quotidiani e agenzie africane, ma anche con la voce stessa dei ragazzi africani che vivono a Catania e che raccontano la loro realtà, la loro cultura. Perfetto, allora io ringrazio Alberto Conti per questo suo intervento, per questo tempo dedicato a questa diretta lunga per le elezioni universitarie. Tra poco arriveranno nuovi dati. Nel frattempo richiamo ovviamente qua Vittoria Marletta, perché tra un po' ci dedicheremo anche ad ascoltare nuovamente, grazie ad Alberto Conti, perché tra un po' ascolteremo insomma le voci dei senatori uscenti, insomma ci faremo raccontare anche quello che hanno fatto in questi anni, come dicevamo prima, anche le aspettative per il futuro e magari se è rimasta qualcosa ancora da sistemare. Quindi Vittoria, ti lascio nuovamente la parola a te. Sì, allora abbiamo intervistato durante tutta la settimana anche i senatori uscenti, come dicevi tu, perché per farci raccontare insomma qual è stata la loro esperienza. Però adesso insomma noi siamo qui, siamo in diretta per aggiornarvi minuto dopo minuto riguardo allo scrutinio dei seggi. Sappiamo che le operazioni sono iniziate intorno alle 9 di questa mattina. Ecco, adesso, pochi minuti fa, Mariano Campo, il responsabile dell'ufficio comunicazione proprio dell'Università di Catania, è venuto a portarci dei risultati. Questi, intanto insomma vi informiamo che per quanto riguarda il Senato accademico sono arrivati a fare lo spoglio di 12 seggi su 34, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione 13 su 34, invece ancora sono un po' indietro per quanto riguarda il Comitato per lo Sport Universitario, che ne hanno fatti soltanto 3 su 33, e il Nucleo di Valutazione 4 su 34. Ci sono dei risultati riguardo ovviamente a questo, soltanto parziali. Io intanto direi a questo punto io da controllare se c'è qualche altra novità. Vedi un po', parla con Mariano e facci sapere. Andiamo a scoprire qualcosa. Speriamo che però insomma sia tutto regolare, anche perché al momento, fin tanto che Mariano Campo ha parlato con il nostro direttore Sergio Regalbuto, sembrava che tutto procedesse per il meglio, e quindi continua ad essere così. Non lo so, vedremo Andrea cosa ci dirà. Sì, dicono che è tutto a posto con le difficoltà di ogni tipica elezione, ma insomma tutto procede nel migliore dei modi. Io, aspettando che ci siano altri risultati, sì, ancora una volta per farti riposare, farti avere la possibilità di aiutare Andrea Lo Giudice a reperire altri dati, vorrei che tu lasciassi il posto a un ospite che abbiamo qui, un gradito ospite che, oltre ad essere un amico, ci collabora, diciamo tra virgolette, perché abbiamo una sinergia che spieghiamo adesso. Lascio il posto ben volentieri. A dopo. Allora, dicevamo che fra i tanti amici che continuano a essere vicini alla nostra testata, al nostro quotidiano online newsicilia.it, c'è un volto notissimo che è Sandro Vergato. Sandro Vergato, che qualcuno lo definisce un comico, io lo definisco un attore, ma soprattutto lo definisco un amico e un uomo, perché credetemi, quando io ho conosciuto la prima volta Sandro Vergato, stentavo a credere che fosse lui, perché ha una miriade di personaggi nei quali riesce a identificarsi in una maniera spettacolare e assolutamente caratterizzante per ognuno di loro, ma soprattutto è il Sandro Vergato che la gente non conosce, cioè una persona che di una grande cultura, di un grande savoir-faire, di una grande generosità, che a volte cozza anche con qualcuno dei personaggi che fa. Innanzitutto, Sandro, grazie per essere venuto, e ora spieghiamo perché sei voluto venire qui in postazione da noi al Palazzo Centrale dell'Università di Catania. Innanzitutto, prima di spiegarne il motivo, vorrei ricordare a chi magari ci sta seguendo per la prima volta o comunque non ci segue durante tutto il corso della giornata, che noi abbiamo un appuntamento ben preciso con una tua trasmissione che va in onda da Radio Cuore, una trasmissione quindi ovviamente radiofonica, che va in onda dal martedì al sabato dalle 12 alle 14. Si chiama Preciso Sì Sì, ora ci farà lui esattamente il modo, come si pronuncia questo Preciso Sì Sì, perché ha un suo perché questo titolo. E all'interno di questa sua trasmissione radiofonica, a bontà tua, a bontà di Giuseppe Russo e
della proprietà appunto di Radio Cuore, c'è una sinergia ormai consolidata già da un mesetto, perché all'interno di questa trasmissione noi facciamo un collegamento intorno alle 12:45 quotidianamente con la nostra redazione, dove si alternano appunto i nostri colleghi per dare le notizie più importanti di quella giornata. Sandro, allora innanzitutto grazie, e mi pare che sta funzionando anche questa sinergia, no? Sì, intanto grazie a voi, perché è un piacere essere qui all'università, insomma, insieme a tanta gente bella, tanta bella gioventù che sta per spiccare i voli, diciamo, più ambiti, e quindi c'è un'energia particolare all'interno di un palazzo universitario, perché è un'energia piena di speranze, di progetti, di sogni, di impegno, di fatica, perché ovviamente bisogna prepararsi molto bene, perché è una palestra, diciamo, che anticipa un po' poi la vita, no? Per cui è molto bello ritrovarsi qua, tanti ricordi, tante cose che appartengono chiaramente ad un passato ormai, diciamo, abbastanza lontano. Però non è che sei poi così vecchio, no? No, però insomma, capisco che sei oggi sì, con la barba, non ti sei curato a no, meraviglia, perché pensavi di venire su un sito web ma non una web TV, per certo, cui no, forse non hai curato l'aspetto come lo sai sempre fare tu. Sì, no, perché mi hai colto alla sorpresa. Ti ho colto di sorpresa, perché l'ho Sì. prelevato direttamente dalla radio. Ha finito alle 14 appunto il programma di cui dicevamo, e quindi, che si chiama, lo vuoi dire come si chiama? Allora, la pronuncia esatta La pronuncia è preciso. Sì. E diciamo perché questa è la pronuncia da Samara. Questo è il tormentone, sì, di uno dei miei personaggi, che è una pettegola praticamente, che praticamente ormai è diventato da qualche anno a questa parte proprio una sorta di tormentone. Talvolta che un marito, per esempio, promette alla moglie: da domani entro in dieta, e allora la moglie puntualmente gli risponde preciso, sì. Ecco, tante quelle promesse vane che ci fanno i politici, che ci fanno gli amici, che poi non mantengono, insomma. Quindi ha avuto molto successo questo tormentone, quindi mi è sembrato opportuno metterlo come titolo del programma. Poi per quanto riguarda la barba, sì, in effetti mi invecchia. Io ogni volta che tolgo la barba ringiovanisco di 2 o 3 ore, per cui adesso mi vedete così, però senza barba 2 o 3 ore più giovane, chiaramente c'è una differenza enorme. Detto questo, dicevi poco fa, hai citato anche il politico. Sì. E io, prima di aver dato qualche altro dato, Vittorio Marletta, quando ho lasciato la postazione anche all'ospite che abbiamo avuto di Radio Zammu, ho detto: vi porto un personaggio che voleva venire a fare politica qui all'università. Perché? Perché fra i tanti personaggi che caratterizzano, o meglio ancora, che sono caratterizzati da Sandro Bergato, ce n'è uno che di politica se ne intende tanto, soprattutto perché è un politico tutto ad hoc, tutto per conto suo, tutto particolare, che è l'amico Fritz. È un politico sui generis. Un politico sui generis che voleva addirittura non ambire più ormai solo alle nazionali, alle amministrative, alle europee, ma voleva anche entrare come candidato nel mondo dell'università. A questa elezione voleva in qualche modo competere per il senato accademico, no? Certo, come no, certo, sì. L'amico Fritz innanzitutto è un nome d'arte del politico, perché è l'unico politico che si è messo un nome d'arte in politica, che di solito il nome d'arte si usa in pittura, nella musica, no? E invece lui ha voluto identificare proprio con l'amico Fritz l'emblema della sua filosofia politica, cioè che se tu oggi non hai l'amico Fritz, capito, non arrivi da nessuna parte. E allora io vorrei intervistare un attimo questo amico Fritz per chiedergli, insomma, questo amico Fritz per l'università cosa farebbe? Io ti posso dire, oggi io ti posso fare l'imitazione dell'amico Fritz, perché l'amico Fritz non c'è. E fammi l'imitazione. Lui c'ha certo, lui ha tutto anche lui risponderebbe un suo portamento particolare. Lui intanto parla con la lingua tra i denti, purtroppo, e risponderebbe che io ho fondato il partito PMP, partito Mensa Palova. È un partito che sta in mezzo alla gente, con la gente, fra la gente, diviso la gente, radice quadrata della gente. 370 donne all'anno in campagna elettorale. Ecco, ma questa campagna elettorale però non è portata solo fra la gente, ma lei, caro onorevole Fritz, la deve portare all'interno dell'università. Quindi all'interno dell'università che progetti porterebbe lei? Ma intanto proprio qui noi abbiamo messo la nostra roulotte, perché è la nostra sede itinerante, viaggiante,
ed è molto importante perché è proprio botteggiata in via, gira, vota e furia. È importante questa cosa perché è importante votare, cioè girare, votare e furiare, perché io giustamente non è che posso perdere tempo sempre con una persona, giusto? Io devo prendere più fissa tante persone, e i giovani sono, diciamo, una preda per me molto importante, perché ancora siccome sono ingenui è più facile catturarli, capito? Onorevole amico Frizzi, mi sa che lei non c'è proprio con la politica giusta dell'università, no? L'università, ora torniamo a essere seri, università che invece... Purtroppo ci sono questi politici lo so, ci sono questi politici che tentano ancora di prendere in giro, sì. No, ma dici giustamente tu, caro Sandro, ai giovani li fanno un baffo, e soprattutto a questi giovani universitari, già anche dell'Ateneo Catanese, che lo dicevamo nel corso della nostra diretta streaming, hanno dimostrato che vogliono essere partecipi della vita universitaria, tanto che alle ultime 2 consultazioni, la penultima, quella scorsa e quella che si è conclusa appunto alle 19 di ieri, hanno dimostrato sempre un crescente interesse per l'affluenza maggiore che c'è stata, 20% nella penultima, 27% nell'ultima, e in quella che si è appena conclusa 31,7%. Quindi evidentemente c'è una voglia di partecipare all'interno dell'università per questi ragazzi alle stanze dei bottoni, chiamiamole così, o comunque negli organi in qualche modo decisionali per la vita dell'Ateneo. Sono dei segnali molto importanti che fanno sentire che i giovani ci sono e soprattutto ci vogliono essere, perché ormai penso che è arrivato il momento di dire basta e di non demandare agli altri ciò che invece appartiene ai giovani. Perché purtroppo il potere certe volte, se va nelle mani sbagliate, si pregiudica anche il futuro. Per cui è bene che il futuro invece possa essere costruito dalle mani direttamente dei giovani, perché secondo me nella giovinezza ci sono degli ideali più puri, più puliti, meno contaminati da quelle che sono, secondo me, da quelli che sono gli agenti atmosferici della crescita, perché più si cresce e più si è, secondo me, portati poi ad accettare certi compromessi, perché la vita va così, perché, capito, invece non bisogna mai e poi mai accettarsi, abituarsi a un certo modo di fare, e credo che quest'aria che si respiri anche a livello nazionale, anche nelle politiche nazionali, lo stia dimostrando. La gente ha voglia di proprio di riappropriarsi della propria vita, della propria società, del proprio futuro e dei propri sogni. Quindi è giusto che i giovani partecipino e che gridino proprio la propria volontà di stabilire le cose per il verso giusto. Allora, a conclusione di questa che è stata una riflessione tra il serio e il faceto, tra l'amico Fritz che ci ha parlato della politica sbagliata e invece l'amico Sandro Vergato che ci ha dato le sue ottime riflessioni, a conclusione di questo intervento, Sandro, vorrei anche parlare un attimo del tuo futuro artistico, i prossimi impegni. Ora c'è un'estate che ti vedrà anche bene o male in giro per i vari comuni, per le varie piazze siciliane, perché i tuoi personaggi sono molto aspettati, molto attesi, molto acclamati, per cui sicuramente sarai in giro. Cosa ci proporrai di più immediato, a parte la trasmissione che poi daremo nuovamente a conclusione come appuntamento da non mancare? Intanto tutti i martedì siamo in onda su TGS, canale 15 del digitale terrestre, con il programma Meraviglioso, condotto da Salvo La Rosa. Saluto anzi il collega amico Salvo, che oltre ad essere collega di trentennale esperienza sugli schermi di Antenna Sicilia, adesso anche lui ha preso delle strade diverse. Lo saluto, gli auguro un grande in bocca al lupo e il successo che merita e che sta dimostrando di ottenere con questa squadra di amici e colleghi che si porta dietro. Sì, infatti ha messo su Salvo un cast straordinario, perché sono arrivati innanzitutto dei grandi a livello nazionale come Massimo Lopez del trio Solenghi Marchesini Lopez, poi Giuliano San Giorgi dei Negramaro. In questo momento i Negramaro sono diventati ormai una realtà internazionale, perché sono, credo, il migliore gruppo in assoluto che c'è in Italia, secondo i miei gusti, io dico, però lo dicono in tanti.
E poi, vabbè, tanti cantanti nazionali che non sto qui a citare, come Lorenzo Fragola, Dia Jack, Anna Tatangelo, Carmen Consoli, insomma, veramente grandi ospiti a livello nazionale. E poi anche un cast di comici regionali molto amati come Enrico Guarneri Litterio, come Massimo Spata, come Giuseppe Castiglia, e quindi come Sandro Vergara. sì, ho dato il mio... Vabbè, allora ogni martedì sugli schermi di DGS alle ore 21 lì. E poi la tua voce sempre, come dicevamo, da martedì al sabato dalle 12 alle 14 su Radio Cuore, frequenze 93.00 per quanto riguarda Catania. Per quanto riguarda tutte le altre province della Sicilia, sinceramente non me le ricordo. Basta collegarsi Radio Cuore e RMB, sì, e si vanno a prendere tutte le frequenze, tra l'altro anche le altre radio che fanno parte del gruppo RMB, Radio Fantastica, Radio Jukebox, Radio Sportiva, sono parecchie radio che fanno appunto capo agli imprenditori della famiglia Russo, sì. E sono molto attenti ormai da decenni al mondo della radiofonia con grandi risultati. Devo dire che alle 12.45 all'interno di questo programma ogni giorno ormai è diventato un appuntamento veramente atteso. Sì, e ci vuole, perché praticamente fra uno scherzo e l'altro, fra un personaggio, una gag e l'altra, diciamo, dare anche ai nostri ascoltatori una spruzzata di attualità, di aggiornamenti. Bisogna sempre essere sull'attualità e sapere cosa succede attorno a noi. Sì, anche perché poi ci leghiamo. Devo dire che newsicilia.it ha una redazione ormai di giovani preparatissimi e soprattutto che hanno degli ottimi maestri, no? E quindi ogni giorno noi salutiamo sempre il direttore Sergio Recabuto, il collega Gigi Macchi, la collega Giorgia Mosca, Marco Bua, Vittoria Marletta, Andrea Lo Giudice, insomma tutti i colleghi, ma ce ne sono tanti, uno che più bravo dell'altro. Rossana Nicolosi, voglio ricordare, insomma sono tanti colleghi che dovremmo citare. Bene, Sandro, allora grazie, in bocca al lupo per le tue prossime serate, i tuoi prossimi impegni artistici. Noi ci vedremo quanto prima e sicuramente andrà sempre meglio con Preciso, sì. Grazie Sandro Vergara. Viva il lupo, grazie. E allora ritorniamo a parlare di numeri, ritorniamo a parlare di liste, ritorniamo a parlare di candidati, perché in postazione torna immediatamente Vittoria Marletta. Io le lascio il posto, perché dopo questi dati c'è già anche un altro ospite che Vittoria in qualche modo vi presenterà e intervisterà. A dopo Vittoria. A dopo. Allora, come dicevamo prima, dati in tempo reale, abbiamo quelli riguardanti il Senato accademico, che sono proprio da poco arrivati, sempre dall'ufficio comunicazione. Si è arrivati allo scrutinio di 19 seggi su 34, salta subito all'occhio il vedere come le schede bianche siano 682, quindi un numero consistente, le schede nulle 326, e in realtà sembrano essere insomma fuori da questa tornata la lista Noi, perché ha totalizzato 515 voti, al contrario invece di quella che è di una di quelle che sembrano in testa, appunto la lista Libertas con 1020 voti. E poi anche la lista PD, la finestra si cambia, insomma, questa associazione con 1139 voti. Insomma, continuano questi ragazzi lì dei seggi elettorali, ovviamente si sente palpabile la loro emozione, anche l'adrenalina, come per esempio appunto l'adrenalina del senatore uscente Thomas Piticchio, che ci ha raggiunto proprio qui all'ufficio elettorale di Palazzo Centrale, che adesso appunto verrà e ci racconterà non soltanto quella che è stata la sua esperienza come senatore accademico, ma anche quali saranno i suoi progetti futuri. Grazie Thomas di averci raggiunto. Ciao, buonasera. Ciao. Tutto bene? Sì, sono un po' nervoso per i risultati, però... Ecco, perché dovete sapere che ovviamente in fuori onda siamo tutti qui nella stanza dell'ufficio elettorale e ovviamente continuano ad arrivare gli aggiornamenti, per cui lui mi diceva: guarda, proprio in questo momento i miei ragazzi sono lì che si stanno disputando gli ultimi voti, però nonostante questo ci ha fatto questa grande piacere, insomma, di essere qui con noi. Durante la settimana, per come prima appunto abbiamo annunciato, la redazione di New Sicilia si è occupata di tutto quello che è insomma il contesto delle elezioni universitarie, facendo degli approfondimenti
approfondimenti sui vari aspetti della vita accademica, tra cui appunto una delle più importanti è la vita dei senatori accademici. Sono coloro i quali dovevano confrontarsi non soltanto con il presidente del Senato accademico, che appunto è il rettore, ma anche con i professori, anche con il personale tecnico amministrativo. Ciò che mi ha colpita nell'intervistare non soltanto Thomas Piticchio, che al momento siede qui accanto a me, ma anche gli altri ragazzi, è stato il fatto che tutti mi hanno raccontato di una grande unione durante questo loro mandato, durante questi loro 2 anni. E Thomas appunto mi spiegava come mai. Vuoi spiegarlo anche a coloro i quali ci stanno seguendo oggi? Sì, come diciamo che abbiamo già detto quando ci siamo sentiti, l'obiettivo comunque primario poi alla fine è diventa il bene dei colleghi piuttosto che il campanilismo per una singola lista o meno. Poi logicamente ci sono logiche che ognuno porta avanti, però l'obiettivo poi alla fine, quando si tratta di cose importanti, per la maggiore diventa sempre il bene dei colleghi, anche se a volte questo vuol dire fare opposizione, uscire fuori dal coro. L'importante, come ti ho già detto, per me è essere sempre onesti e decisi sia nei confronti degli organi, diciamo, con cui ci si confronta, come il rettore, diciamo, comunque delle cariche, ma anche nei confronti dei colleghi quando ci sono delle notizie positive o negative da dare, perché è giusto, come dire, che loro siano al corrente, perché noi siamo semplicemente dei tramiti nelle loro mani. Tutto qui. Ecco, Thomas sembra avere le idee molto chiare, anche perché in realtà ha esperienza da questo punto di vista, nel senso questi 2 anni sicuramente gli sono serviti. Dicevamo prima, quando abbiamo iniziato la diretta, che chiaramente il mandato dei senatori uscenti in realtà scade ad ottobre. Lui si è dimesso perché poi al momento è agli sgoccioli con la sua laurea, si laureerà a breve, quindi poi ovviamente anche gli impegni didattici lo hanno assorbito completamente. Nonostante questo, diciamo che i ragazzi che verranno eletti proprio in questi giorni avranno modo di ambientarsi a quello che è questo ambiente fino ad ottobre, quando poi diventeranno, diciamo, effettivi, mettiamola così. Ecco, tu mi parlavi prima dei miei ragazzi, no? I miei ragazzi io cerco di, probabilmente li avrai consigliati. Vedo che Silvio Mirenna ha raggiunto 275 voti, è uno tra i primi della lista Libertas, appunto, che tu rappresenti. Gli hai dato qualche consiglio? Chiaramente non soltanto a lui. Sì. Allora, diciamo che nella nostra associazione in particolar modo c'è un sistema, secondo me, molto proficuo per la crescita dei nuovi ragazzi, cioè diciamo che coloro che hanno delle cariche agli organi superiori si devono poi impegnare per fare, tra virgolette, un training ai ragazzi più piccoli che comunque ci credono di più, si impegnano di più, hanno un modo, come dire, più proficuo di fare politica o comunque di aiutare i propri colleghi. Ora, noi sicuramente siamo molto soddisfatti come associazione per i risultati della nostra lista, che dati ufficiosi mi danno come prima lista al Senato accademico per queste elezioni. E questa è una cosa molto positiva. Probabilmente Silvio Mirenna è il ragazzo che è arrivato prima, è un ragazzo di medicina, che anch'io personalmente ho sostenuto con i miei colleghi, assolutamente una persona valida, come validi erano anche gli altri ragazzi che erano nella nostra lista, assolutamente. E io i consigli che ho dato a lui, ma che do anche agli altri ragazzi che collaborano con me, ripeto, sono sempre questi: l'onestà paga sempre, l'onestà e la serietà, perché purtroppo, indipendentemente da quello che si vuol dire, cioè che i giovani devono cambiare il mondo, eccetera, eccetera,